Papà di Philippe Corentin, edizione Baba Libri. A letto è bello leggere, poi però si deve dormire. Buonanotte. Ma all'improvviso, che cos'è? Cosa c'è qui? Oh, papà! Papà, c'è un mostro nel mio letto! Calmati, è stato solo un brutto sogno. Su, andiamo dalla mamma, è in salotto con gli amici. Che cosa succede al nostro ometto? Chiede stupito uno degli invitati. Ha fatto un brutto sogno, Spiega il papà. Su, andiamo a letto. Dai la buonanotte a tutti, dice la mamma. Lo sai perché hai fatto un brutto sogno, sciocchino? Perché hai mangiato troppa torta di piedi di 1000 piedi. Ecco perché. Ti sei lavato i denti? Bravo. Hai fatto la pipì? Bene. Su, pulcino mio, adesso fai una bella nanna. Sì, la nanna. Ma all'improvviso, che cosa c'è qui? Papà! Papà, c'è un mostro nel mio letto. Non aver paura, è solo un brutto sogno. Sai cosa facciamo? Andiamo in salotto dalla mamma, ma poi te ne torni a dormire, d'accordo? Che cosa succede al mio ometto? Chiede la mamma preoccupata. Il fatto è che hai mangiato troppa torta di mele, per questo hai fatto un brutto sogno. Ecco perché. Su, torniamo a letto, di la buonanotte a tutti e cerca di dormire. Ti lascio la luce accesa. Fai una bella nanna. Sì, nanna. Oh, ecco che arriva l'altro. E vabbè, adesso basta. È notte e di notte si dorme. Ecco, facciamola finita.